Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro i grandi maestri dell'arte, in un racconto che ti trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi vi porterò alla scoperta di una delle opere più suggestive e simboliche della collezione, l'Allegoria dell'acqua di Jan Bruegel il Vecchio, conosciuto anche come Bruegel dei velluti o Bruegel dei fiori. Questo dipinto, realizzato su rame nel 1614 e parte di una serie commissionata dal Cardinal Federico Borromeo, rappresenta una delle 4 allegorie dedicate ai 4 elementi: terra, acqua, aria e fuoco. Purtroppo oggi possiamo ammirare solo l'allegoria dell'acqua e quella del fuoco alla Pinacoteca Ambrosiana, poiché gli altri 2 dipinti, l'allegoria della terra e l'allegoria dell'aria, furono portati a Parigi durante le spoliazioni napoleoniche e ora si trovano al Louvre. Ma entriamo nel cuore di questa allegoria dell'acqua. Immaginatevi davanti a una scena che sembra uscita direttamente dai primi giorni della creazione del mondo. L'intera composizione è dominata dalla natura e dall'acqua in tutte le sue forme. Il dipinto è diviso visivamente in 2 parti da 2 alberi imponenti che svettano al centro. Sotto la loro ombra si trova una figura mitologica, un'anziana divinità fluviale maschile, che siede accanto a una grande conchiglia dalla quale sgorga acqua di sorgente, simbolo della purezza e dell'origine dell'acqua sulla terra. Accanto a lui, un giovane, anch'esso con una conchiglia in mano, spande acqua tutto intorno, quasi a voler rappresentare il ciclo eterno di questo elemento vitale. Spostando lo sguardo a destra, vediamo una cascata impetuosa che scorre tra il fitto di un bosco lussureggiante. Questa cascata simboleggia l'acqua che scende dalla terra e dal cielo, in un ciclo infinito di rigenerazione. A sinistra, invece, si apre un ampio panorama marino, con l'orizzonte che accenna a un arcobaleno, quasi a suggerire la promessa divina di armonia e pace. Ma non è tutto. In primo piano, tra i dettagli più affascinanti, troviamo uno stagno brulicante di vita, dove nuotano pesci, crostacei e molluschi, insieme a uccelli acquatici che popolano la superficie. 3 putti, di cui uno con le ali, giocano spensieratamente tra l'acqua, creando un'atmosfera leggera e giocosa. Nonostante questa scena sembri quasi sospesa in un tempo primordiale, un porto dipinto sullo sfondo ci riporta a una dimensione più storica e realistica, ricordandoci che l'acqua non è solo un simbolo divino, ma anche un elemento essenziale per la vita umana e il commercio. Per Federico Borromeo questa allegoria non era soltanto un omaggio alla bellezza della natura, ma aveva un significato più profondo. Secondo la sua concezione, la natura era il libro attraverso il quale l'uomo poteva risalire al creatore. Gli elementi naturali, come l'acqua, non erano solo manifestazioni fisiche, ma veri e propri segni della presenza divina nel mondo. Questo dipinto, che arrivò a Milano nel 1614, è il terzo della serie di allegorie dipinte da Bruegel e ci invita a riflettere sulla potenza della natura e sul legame tra il creato e il creatore. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio ti ha incuriosito, non perderti gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricorda, queste opere non vivono solo nei racconti. Ti invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.